Buonasera da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Puntavano agli appalti pubblici del capoluogo lombardo e ai fondi PNRR. Arrestati dalla DIA di Milano 2 imprenditori legati ai clan barcellonesi. Nei cantieri anche attori improvvisati nel ruolo di operai. Nella caccia al covo e ai segreti di Matteo Messina Denaro, fermato un 49enne per favoreggiamento, avrebbe messo a disposizione del boss un appartamento, sequestrata una pistola. Processo Mazzetta Sicula, condanne pesanti per i fratelli Leonardi nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza che nel 2020 portò all'amministrazione giudiziaria della discarica di Lentini, confiscate le società coinvolte. Emergenza, caldo e rischio blackout. In Sicilia scatta l'allarme per le ondate di calore e gli incendi. La regione vieta il lavoro all'aperto nelle ore più calde. Emergenza idrica. Il governatore Schifani stoppa il razionamento annunciato dall'AMAP a Palermo. Agricoltura in agonia. Appello di CIA e Confagricoltura Catania. Ad Agrigento, viaggio nella città sotterranea, aperto ai visitatori l'ipogeo del Vescovado nel centro storico. Calcio mercato, Catania sempre attivissimo nel mirino del DS Faggiano, Merola e Luperini, Bocic ceduto in prestito al Taranto, a Messina cresce l'insoddisfazione dei tifosi. Bentrovati, la DIA di Milano ha arrestato 2 imprenditori legati, secondo l'accusa, al clan dei barcellonesi. Avevano messo le mani sugli appalti pubblici nel capoluogo lombardo, nei cantieri anche attori improvvisati nel ruolo di operai. Francesco Triolo. C'erano anche attori improvvisati nel ruolo di operai nei cantieri gestiti dai 2 imprenditori, Francesco Scirocco e Giovanni Bontempo, arrestati nell'inchiesta della DDA di Milano e ritenuti vicini al clan dei barcellonesi. L'episodio del luglio 2023 emerge dagli atti dell'inchiesta coordinata dalla PM Silvia Bonardi e condotta dalla DIA e dal GICO della Guardia di Finanza. Secondo l'accusa, Scirocco e Bontempo avevano messo le mani sugli appalti pubblici milanesi, soprattutto quelli finanziati col PNRR. Una volta ottenuta l'aggiudicazione delle commesse, le società riconducibili agli indagati provvedevano poi a conferire l'esecuzione materiale dei lavori ad altre società, anche con sede in Calabria. Al centro dell'inchiesta c'è la società Infrastrutture M&B. I 2 avrebbero tentato anche di aggiudicarsi una gara bandita da Infrastrutture Milano Cortina 2026 per l'affidamento di lavori per realizzare un parcheggio interrato a Livigno e opere connesse per un valore di oltre 28 milioni di euro, un'opera per le Olimpiadi invernali. Scirocco e Bontempo, stando all'ordinanza firmata dal GIP di Milano Fabrizio Filice, attraverso la società avrebbero gestito la fase esecutiva di numerosi appalti pubblici aggiudicati alla stessa azienda, che aveva in pancia, da quanto si è saputo, lavori per almeno 250 milioni di euro, anche con associazione temporanea di imprese con altre aziende. I 2 arrestati, Scirocco e Bontempo, già colpiti in passato da misure di prevenzione patrimoniali, sarebbero responsabili, in concorso con altri soggetti, di intestazione fittizia di diverse società aggiudicatarie di appalti pubblici sul territorio nazionale. Scirocco è stato già condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa per fatti di più di una decina di anni fa, sempre legati ad appalti pubblici, pure a Messina, ed era stato in carcere fino al 2019. Per l'accusa sarebbe un imprenditore a disposizione dei clan. E adesso ci occupiamo di Matteo Messina Denaro e di quella che poi è la continua caccia a un ennesimo covo e ad altri eventuali segreti. Intanto è stato fermato un 49enne per favoreggiamento, avrebbe messo a disposizione del boss un appartamento che adesso è stato sequestrato, è stata sequestrata anche una pistola con il colpo in canna, detenuta illegalmente. Laura Spanò. Dopo le perquisizioni disposte dalla DDA di Palermo nell'ambito delle indagini sulla latitanza di Matteo Messina Denaro in un condominio di Mazzara del Vallo, sono scattati i primi provvedimenti. La procura ha disposto il fermo per detenzione illegale di arma, favoreggiamento aggravato e procurato in osservanza della pena di Giuseppe Di Giorgi, 49 anni, mazzarese. L'uomo avrebbe messo a disposizione dell'ex latitante un garage trasformato in un appartamentino, scoperto ieri mattina da SCO della Polizia Rossa dei Carabinieri nel corso delle perquisizioni
giorni nel condominio di via Castelvetrano 45C e tenuto illegalmente in casa una pistola con 50 proiettili di cui uno in canna. Agli inquirenti l'uomo avrebbe raccontato di aver trovato la pistola in strada e di averla portata a casa. Gli investigatori sono arrivati a Mazzara e al condominio da una chiave ritrovata nella Giulietta Alfa Romeo del padrino e dalle altre nascoste nel covo di vicolo San Nicola a Campobello di Mazzara. Monitorando gli spostamenti della Giulietta e delle persone più vicine al latitante, a cominciare dall'amante Lorena Lancieri, si è visto che spesso gravitavano attorno al civico 45 di via Castelvetrano. Una chiave ha aperto il cancello del residence, un'altra quello di un garage da cui si accede a un altro box, da qui ad un'altra stanza comunicante dove c'è un letto e un cucinino. Potrebbe trattarsi di uno dei tanti rifugi di Messina Denaro. Il box appartiene a Giuseppe Di Giorgi. Al vaglio degli inquirenti però c'è la posizione di altre persone. E a Catania oggi la terza edizione di Parlate di Mafia, organizzata da Fratelli d'Italia alla vigilia dell'anniversario della strage. Borsellino l'ha seguita per noi, Lorena Dolci. Il 19 luglio del 92 Giorgia Meloni aveva 15 anni, Arianna 17. Abbiamo iniziato a fare politica quel giorno, ha ricordato la sorella della Premier, intervenendo alla terza edizione di Parlate di Mafia. Ricordo la preoccupazione e poi un pugno al cuore è arrivata quella notizia. Falcone e Borsellino avevano paura, si chiede oggi. Sì, ma hanno combattuto quella paura. Fratelli d'Italia rivendica con orgoglio di essere figlia di quell'esempio. Sull'esempio di Falcone e Borsellino il nostro governo ha inesprito le pene per certi crimini, ha detto Arianna Meloni, perché davanti a certi crimini bisogna marcire in galera. Abbiamo difeso il carcere ostativo. In prima fila anche la Presidente della Commissione Nazionale Antimafia, che per prima ha ricevuto la famiglia Borsellino. Su quella strage di cui ricorre l'anniversario restano però ancora tanti misteri. Si stanno riaprendo cassetti che per troppo tempo erano stati chiusi, senza paura e senza fermarsi davanti a nulla. È necessario arrivare fino in fondo e scoprire la verità. Poi ho paura che non si troverà mai una vera e propria soluzione. Dopo 30 anni credo che sia davvero difficile fare chiarezza su alcuni fatti molto gravi che hanno colpito il nostro Paese. Da Catania si guarda anche all'Europa con l'elezione della von der Leyen senza l'appoggio di Fratelli d'Italia. Niente contro la persona, ci sarà il nostro massimo rispetto e la nostra massima collaborazione nel difendere gli interessi nazionali. Siamo sicuri che anche da parte della Presidente von der Leyen ci sarà il massimo rispetto per l'Italia a prescindere da questo voto. E adesso veniamo all'inchiesta della Guardia di Finanza, Mazzetta Sicula, arrivano le condanne dal Tribunale di Catania, sono pesantissime per gli imprenditori, i fratelli Leonardi. La sentenza parla di 11 e 8 anni di reclusione per i due che con la Sicula Trasporti erano proprietari della discarica di Lentini. Sentiamo Marco Gullà. 11 anni e 9 mesi di reclusione per Antonello Leonardi e 8 anni e 8 mesi per suo fratello Salvatore è la sentenza emessa dal Tribunale di Catania nel processo ai due imprenditori della Sicula Trasporti, proprietaria della discarica di Contrada Coda Volpe di Lentini, lo stesso impianto che qualche settimana fa ha messo in crisi l'intero sistema del conferimento dell'indifferenziato in mezza Sicilia. Condanne pesantissime. Tra i reati ipotizzati nel processo a vario titolo ci sono state associazione per delinquere, traffico di rifiuti, corruzione, frode nelle pubbliche forniture e getto pericoloso di cose. Il Tribunale ha comminato sanzioni maggiori di quelle richieste dalla Procura. Condannati a 2 anni ciascuno invece gli imprenditori Francesco e Nicola Guercio, a 7 anni il funzionario dell'ARPA Vincenzo Liuzzo, a 4 anni e 6 mesi il dipendente di Sicula Trasporti Marco Morabito, a 3 anni e 2 mesi il consulente Giovanni Orazio Messina e a 1 anno e 6 mesi, pena sospesa, Giancarlo Panarello, che è stato assolto da un capo di imputazione. Secondo l'accusa è emerso un perdurante e sistematico illecito smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti da oltre 200 comuni siciliani e una gestione della discarica orientata all'esclusivo perseguimento di utili attraverso il mantenimento delle convenzioni con gli enti locali. Piero Sola, presidente della società Collage di Palermo, che era stato coinvolto nell'inchiesta Vasi Comunicanti su appalti nel settore della sanità, è stato dichiarato totalmente estraneo ai fatti. A Sola è stata revocata la misura cautelare dei domiciliari. Sia il PM che il GIP del Tribunale di Catania, nel dare atto dell'assoluta insussistenza di indizi di colpevolezza, hanno riconosciuto la correttezza della società Collage, mai coinvolta nel giudizio, definita nell'ordinanza come un'azienda di esportazione
esperienza nella realizzazione dei congressi scientifici. E adesso cambiamo decisamente argomento. Sicilia, nella morsa dell'AFA, scatta l'allarme per le ondate di calore e per il rischio incendi. In vigore il provvedimento che vieta il lavoro all'aperto nelle ore più calde. Intanto cresce il numero dei blackout nell'isola, incubo estivo dei siciliani che puntualmente si ripropone. Manlio Viola. Sarà un weekend bollente quello siciliano e la tabella delle temperature mostra una situazione di allerta già da oggi con elevato rischio di incendi nel Palermitano e nelle aree centrali dell'isola. La Protezione Civile regionale ha pubblicato un avviso per rischio incendi e ondate di calore valido dalla mezzanotte di oggi e per le successive 24 ore. Per la giornata di oggi e domani è prevista a Palermo una temperatura massima percepita di 36 gradi centigradi con un livello di allarme rosso. Inoltre per la provincia del capoluogo per oggi è stato dichiarato un rischio incendi di pericolosità media ed un livello di allerta arancione, ma che rischia di crescere nelle ore successive. Nel fine settimana si potranno toccare anche i 40 gradi nelle aree interne dell'isola. Da oggi però è in vigore l'ordinanza del Presidente della Regione che vieta il lavoro nei campi e in edilizia a tutti i lavoratori esposti al sole in giornate di gran caldo dalle 12:30 alle 16, dunque giornate come oggi. Ma intanto crescono le proteste per i blackout dovuti al caldo e all'eccessiva richiesta di energia a causa dell'accensione di tutti gli impianti di climatizzazione. Un guasto ha tenuto un intero quartiere di Palermo fra via Libertà e via San Polo al buio dal pomeriggio dell'altro ieri fino alle 4 del mattino successivo. Ora la situazione è sotto controllo grazie ai generatori portatili dell'Enel che forniscono energia mentre viene riparato il guasto. Interruzioni di corrente elettrica a intermittenza si sono registrate nel Catanese, nel Siracusano e nel Ragusano nelle ultime 24 ore. A causarle i picchi di richiesta di corrente che fanno saltare i dispositivi di sicurezza delle centrali. Fino ad ora, dicono da Enel Distribuzione, i blackout sono stati risolti nel giro di pochi minuti, ad eccezione del guasto palermitano. L'emergenza idrica, il governatore Schifani stoppa il razionamento annunciato dall'AMAP a Palermo e intanto nelle campagne si consuma il dramma dell'agricoltura in agonia, ultimo appello di CIA, Sicilia Orientale e Confagricoltura Catania, il servizio. Quest'anno niente carciofi né olive in tavola. Se le famiglie dovranno adeguare il menù a causa della siccità, le aziende agricole vivono l'ultimo atto di un dramma. Non piove più da un anno, gli invasi sono a secco, la Sicilia rischia la desertificazione. CIA e Confagricoltura uniscono le voci in un appello comune. Il 60% in meno di grano, l'80% di foraggio, 2.000 ettari di agrumeto in via di abbandono, il 40% in meno di produzione di olio. Rispetto a questo centinaia di aziende stanno chiudendo e la Regione dimostra poca consapevolezza. Lo stesso stato di declaratoria nazionale non è stata ancora emanata e grazie a questo provvedimento gli agricoltori avrebbero potuto sospendere e rinviare mutui, scadenze, cambiali e quant'altro. Inoltre un intervento diretto a sostegno del reddito per compensare la mancanza del reddito degli agricoltori ci vuole. 2 miliardi danni quantificati, ma le stime non possono che peggiorare con le temperature torride che nelle prossime settimane stringeranno la Sicilia in una morsa di fuoco. Le organizzazioni chiedono interventi sulle reti colabrodo e il varo tanto atteso della riforma dei consorzi di bonifica. Non possiamo morire in silenzio nell'indifferenza totale. Attiveremo delle forme di protesta, delle forme di manifestazione che facciano capire alla gente che effettivamente se muore l'agricoltura muore un'economia. E adesso ci occupiamo della situazione del mare perché oggi Goletta Verde ha reso noti i dati che riguardano il monitoraggio delle acque in Sicilia. Certamente l'isola non è promossa. Il servizio. Il viaggio di Goletta Verde in Sicilia, storica campagna estiva di Legambiente, parte da Messina, dove sono stati presentati i dati finali sul monitoraggio delle acque siciliane. Su 25 campioni prelevati, dei quali più del 50% a mare, 10 risultano inquinati o fortemente inquinati. La situazione migliora leggermente rispetto allo scorso anno, ma il dato è comunque preoccupante ed è stato lanciato un appello alle istituzioni affinché investano sui sistemi di depurazione. La fotografia scattata da Goletta Verde non è delle migliori. Una situazione con luci e ombre. Le istituzioni devono intervenire con urgenza per evitare di incorrere in ulteriori sanzioni. Ricordiamo che l'Italia ha in atto 4 procedure di infrazione con la Comunità Europea proprio per la mala o mancata depurazione. Purtroppo anche quest'anno registriamo
un superamento dei limiti di legge almeno in 10 dei punti monitorati, segno che ancora bisogna fare molto sul lato dell'efficientamento della depurazione delle acque, che diventa cruciale come non mai in quest'anno per la nostra regione, dove appunto c'è la necessità di avere dei sistemi di depurazione efficienti in modo da poter utilizzare le acque reflue anche per usi irrigui, vista la penuria di acqua che c'è nella nostra regione. Nello specifico in provincia di Agrigento 2 i punti inquinati, la foce del fiume Naro e la foce del fiume Palma a Palma di Montechiaro. Anche in provincia di Catania sono 2 punti fortemente inquinati, il lungomare Galatea da Citrezza e la spiaggia del torrente Macchia a riposto, e proprio il lungomare Galatea è osservato speciale perché registra una situazione critica da diversi anni, tanto che Legambiente ha annunciato un esposto alla procura. Nella provincia di Palermo 4 punti fuori dai limiti, di questi 2 punti inquinati, quello della località del Porto di Cefalù, la spiaggia di fronte al canale presso la piazza Marina e la foce del torrente Nocella nella contrada di San Cataldo a Trappeto. Sono risultati fortemente inquinati anche il mare presso la foce del torrente Ciacchea a Carini e a Terrasini la spiaggia della Praiola sul lungomare Peppino Impastato. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torneremo per parlare del neonato osservatorio appunto a Catania per la prevenzione degli incidenti sul lavoro. A tra poco. Siamo tornati in studio, nasce a Catania l'Osservatorio per la prevenzione degli incidenti sul lavoro. Sentiamo Giusy Lazzara. Non solo prevenire ma agire per contrastare le morti sul lavoro. Nasce a Catania un osservatorio voluto dalla prefettura. Si vigilerà su tutti i settori, dall'agricoltura all'edilizia, con un'attenzione particolare al mondo del lavoro delle donne. Anche sotto lo specifico aspetto della violenza di genere, per cui ho chiesto all'INPS di valutare l'opportunità di istituire uno sportello, proprio sportello donna all'interno dell'ufficio INPS per informare, formare e dare tutte quelle notizie che sono necessarie. E in Sicilia si continua a morire di lavoro. Ieri l'operaio negato in una cisterna a Vittoria, un bollettino nero che si va aggiornando. Nei primi 5 mesi del 2024 in Sicilia sono state 29, in aumento rispetto al corrispondente periodo del 2023. Anche a Catania registriamo un incremento delle denunce di infortunio. Ma quando si dice allora che gli ispettori sono pochi, che si vigila meno? Non possiamo pensare a esercitare la vigilanza e il controllo ricordando questi tempi di 30 anni fa, dove c'era magari un numero di ispettori maggiore. Cioè la vigilanza non può essere fatta solo considerando il numero degli ispettori, ma deve essere fatta utilizzando tutte le tecniche che sono a disposizione. La lotta al lavoro nero resta anche per l'osservatorio il focus più urgente. Viaggio nella città sotterranea di Agrigento, aperto ai turisti e ai visitatori, l'ipogeo del Vescovado, scavato nella calcarenite sotto la sede arcivescovile nel centro storico. Ci porta in questo viaggio sotterraneo Davide Sardo. Non è solo Valle dei Templi, Museo Griffo e casa natale di Luigi Pirandello. Agrigento è ricca anche di un ampio e prezioso patrimonio culturale e paesaggistico nel centro storico. La zona antica della città è uno scrigno che ha custodito per centinaia di anni diversi tesori che adesso sono recuperati e valorizzati per essere attrazione turistica. Il Colle di Girgenti si dota di un altro suggestivo itinerario, ovvero l'ipogeo del Vescovado, appena inaugurato l'arcivescovo di Agrigento Monsignor Alessandro Damiano. Si tratta di un tunnel sotterraneo lungo quasi 100 metri, scavato nella calcarenite sotto la sede arcivescovile di Via Duomo. È formato da diverse stanze, da diversi passaggi, alcuni oggi completamente obliterati perché le nuove costruzioni poi nel tempo ne hanno trasformato gli accessi praticamente tagliandone fuori le vie di accesso, però adesso si sono ancora conservate diverse caratteristiche e alcuni luoghi particolari, e quindi un pezzetto di storia che racconta oltre 1000 anni di attività dell'uomo. A differenza degli altri ipogei presenti ad Agrigento, quello del Vescovado non è stato ricavato per finalità idrauliche, ma per collegare i diversi edifici del colle.
Adesso una notizia molto triste che ci riguarda molto da vicino, perché questa mattina si è spento dopo un periodo di sofferenza Rino Lodato. Aveva 82 anni, già direttore delle testate giornalistiche di Antenna Sicilia e Telecolor. Era persona gentile e grande professionista, esperto di economia per molti anni, responsabile di quelle pagine per il quotidiano La Sicilia. Per molto tempo ha continuato a scrivere commenti sull'andamento delle borse, che seguiva con amore e attenzione. Era stato anche direttore di banca prima di intraprendere la carriera giornalistica. Tutta la redazione di Telecolor e di Antenna Sicilia, unitamente a tutti i tecnici, si stringe con affetto al dolore della famiglia, dei figli e colleghi giornalisti Andrea e Leonardo. I funerali si svolgeranno sabato mattina alle 9:30 nella chiesa Cristo Re di Catania. Adesso ci fermiamo e poi il calcio. E subito al calciomercato di Serie C ci fa il punto Sergio Colosi. Davide Merrola e Gregorio Luperini sono i prossimi obiettivi di mercato del Catania. L'arrivo poi di una punta centrale esperta arricchirebbe un organico di primissimo livello, pronto a giocarsi da protagonista la promozione diretta in Serie B. Per Merrola e Luperini il direttore sportivo rossazzurro Faggiano ha proposto varie soluzioni, mettendo sul piatto contropartite tecniche, e i tavoli delle due trattative sono aperti. Per l'attaccante esterno proposti al Pescara Curado, Chirico e Silvestri, ma soltanto il primo avrebbe convinto il club abruzzese, che chiede anche una buonuscita economica di circa €1 milione. Merrola è corteggiato in B dal Bari, ma Catania è una piazza ambiziosa e di prospettiva. La sensazione quindi è che l'accordo tra le parti si possa raggiungere. Più avanzata invece la trattativa con Luperini. L'asse Catania-Ternana ha già portato in dote Di Tacchio e presto Luperini raggiungerà il suo ex allenatore toscano. Sempre più forte la contestazione a Messina al presidente Sciotto, con striscioni esposti in vari punti della città. In arrivo 4 under, il portiere Flavio Curtosi, i centrocampisti Domenico Anselmo e Manuel Di Palma e il trequartista Leonardo Pedicillo. In casa Trapani al tecnico Torrisi il compito di costruire in ritiro una squadra competitiva dopo 15 acquisti che hanno stravolto e rinforzato l'organico che ha conquistato la promozione in terza serie. Registriamo un'altra operazione in uscita del Catania, che ha ceduto in prestito al Taranto l'attaccante Milos Bocic. Con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24 a tutti. Una buona serata.